sono Giancarlo dell'azienda agricola Celedoni. L'azienda ha inizio negli anni 1960 da mio nonno. In quegli anni si facevano più che altro vini da damigiana. Le qualità e le quantità dei vini sono aumentate fino al 1984, anno di fondazione dell'azienda, di cui prende il cognome mia madre Celedoni, che è tuttora. La superficie vietata è di circa 7 ettari ed è distribuita al 20% in collina, il restante abbiamo in pianura. Le varietà che noi produciamo a bacca bianca sono il friulano, il sauvignon e il verduzzo friulano. Le bacche rosse invece sono il merlot, cabernet franc, schioppettino e il famoso refosco di Faedis. Il sistema di potatura che noi abbiamo deciso di eseguire in azienda è il Guyot. Nei vigneti che hanno fatto storia del comune di Faedis abbiamo il doppio Guyot, mentre nei vigneti riconvertiti in impianto nuovo abbiamo il Guyot monofilare, quindi sono rese molto basse. Di conseguenza abbiamo prodotti molto efficaci e ottimi. La cantina invece è divisa in 4 settori e la superficie totale si aggira sui 350 metri quadrati. Il primo settore dove vengono conferite le uve e quindi la lavorazione conseguente. Il secondo settore dove vengono lavorati i vini, quindi tutte in vasche in inox. Il terzo settore è il settore dell'imbottigliamento. Il quarto settore invece è il magazzino dove le bottiglie vengono affinate e tenute fermi per un periodo. Il quinto settore, un ulteriore quinto settore, abbiamo questa stanza dove i vini vengono affinati in botti di legno. I vini che l'azienda agricola Celedoni produce sono 7, 3 bianchi e 3 rossi. I vini bianchi sono il friulano, il sauvignon e il verduzzo friulano. I vini rossi sono il merlot, il cabernet franc, lo schioppettino e il famoso refosco di Faedis. Il nostro punto di accoglienza dei clienti è appunto questa nuova struttura che si chiama il Rocul, è un ristoro agrituristico che prende appunto il nome dal roccolo qua nelle vicinanze qua della collina di Colle Villano, e qui i clienti dopo un assaggio tra un vino e un altro apprezzano molto volentieri anche i nostri piatti di affettati e formaggi.